Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 4 conti correnti riconducibili al clan 'ndranghetista della famiglia Valle di Reggio Calabria sono stati sospesi su ordine della DDA di Milano, che ha ordinato anche la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni della Melfin, una società finanziaria attraverso cui il clan era riuscito ad ottenere mutui e finanziamenti presso la BNL di Piazza Firenze a Milano. Le società titolari dei conti correnti sono state sottoposte a sequestro preventivo. Il provvedimento rientra nelle indagini condotte dalla squadra mobile, che nei mesi scorsi hanno portato all'arresto di 19 persone accusate di associazione mafiosa. Un'operazione anti-assenteismo è scattata stamattina a Pizzo Calabro, cittadina turistica poco distante da Vibo Valentia. Una ventina di carabinieri hanno circondato il palazzo comunale chiudendo le porte d'entrata e d'uscita. Tra i dipendenti sono stati eseguiti 7 arresti e 43 denunce. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma della locale stazione, anche il comandante della compagnia di Vibo Valentia, Stefano Di Paolo, che ha convocato una conferenza stampa all'interno dell'edificio municipale. Faceva prostituire una ragazza rumena di 18 anni incassando per ogni prestazione tra i 30 e i 50 euro. Per questo motivo un manovale crotonese, Michele Maiolo, di 49 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di induzione e favoreggiamento della prostituzione. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata nell'ottobre scorso da un cittadino rumeno che ha raccontato di essere stato aggredito in pieno centro cittadino perché si opponeva allo sfruttamento della ragazza. È stato trovato morto l'anziano che era sparito dal reparto di geriatria dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza domenica sera. GM, 79 anni, di Marano Marchesato, è stato trovato all'esterno dell'edificio principale dell'ospedale in un fosso aperto per alcuni lavori in corso. Probabilmente vi è caduto mentre stava camminando. La morte, dai primi accertamenti, è accidentale. La procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per mancata custodia di incapace. Emilio De Masi, capogruppo regionale dell'IDV, ha promosso ieri un incontro presso la sala consiliare del comune di Crotone allo scopo di compiere una disamina realistica sul piano di rientro dal debito per la ristrutturazione ospedaliera in Calabria ed in particolare nell'area crotonese, penalizzata in maniera significativa dal piano. De Masi ha dichiarato che la provincia di Crotone debba essere destinataria di un'attenzione maggiore rispetto a quella che ha conosciuto finora e difendere il territorio. La straordinaria voce di Diane Shure per il secondo appuntamento del Festival d'autunno di Catanzaro, diretto da Antonietta Santacroce. Il 13 novembre l'unica tappa italiana di una delle più importanti cantanti dell'attuale panorama jazz mondiale è prevista all'Auditorium Casalinuovo. Diane Shure ha collaborato nella sua luminosa carriera con grandi nomi della musica come Ray Charles, B.B. King e Stevie Wonder. Nominata per ben 5 volte ai Grammy Awards, gli Oscar della musica, è riuscita a vincerli per ben 2 volte nell'86 e nell'87. È stata presentata ieri al Museo Marca la 14ª edizione del Catanzaro Jazz Fest, che sarà inaugurata giovedì 11 novembre. Quest'anno, nel 20° anniversario della cooperativa Atlantide, fondata il 31 ottobre 1990, la kermesse è dedicata a Piero Cusato, a seguito dell'incontro che il cantante di origine calabrese terrà con studenti, musicisti appassionati. Il festival prosegue sabato 27 novembre con una prima italiana, la presentazione del disco Voice Link, realizzato da Raul Colosimo e Marlene Prince York. La conclusione dell'edizione di quest'anno è affidata venerdì 3 dicembre ad un ospite internazionale di grande prestigio, Rick Margizza, l'ultimo sassofonista di Miles Davis. Turno infrasettimanale ottimo per le nostre squadre della Serie B Win. Infatti, nel 14° turno vincono sia Regina che Crotone, entrambe fuori casa. Gli Amaranto hanno battuto il Cittadella rimontando l'iniziale vantaggio di Dallabona con una doppietta di Nicola Sfiola su rigore, che proietta la Regina al secondo posto in classifica. Il Crotone invece ha espugnato il Matusa, battendo a domicilio il Frosinone dell'ex Carboni. A segno tedeschi, Curiale e Cutolo per i rossoblù, doppio Sansone per i Ciociari. Il Crotone sale a 19 punti in graduatoria.